Ciao, siamo la tua TV. Tutti e due? Una TV per stanza. Allora almeno 5 o 6. E siamo qui perché è in arrivo la nuova TV digitale. Immagini belle. Nitide. Come una giornata di nebbia. Sì, lo sappiamo, assomigliamo a Carlo e Giorgio, ce lo dicono tutti. Ma ora pensiamo ad aiutarti. Vai ai canali 421 e 7937. E se appare questa scritta, siamo in polenta. Altrimenti? Informati qui. Ma anche lì. Oh, e scopri se hai diritto a un bonus, no? O a un nuovo decoder, a una nuova TV. Veloce, altrimenti rischi che... Tutto chiaro? Amissi, ma te sta roba, prova a dirgli a mia zia. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno signora, che cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Un bel casino che avete fatto qua con sto vegetale terrestre. Non si vede più niente. Vi dico, non si impissa più neanche il punto in rosso. Ma signora, ma lei ha ricevuto a casa il super bonus? Quel maschione che va sempre da Bonolis, magari che aveva tanto bisogno. No, non ricevo niente. No, per capirci signora, la sua televisione è vecchia o nuova? No, è nuova, sì. è nuova, è che abbiamo comprato così stai i mondiali di calcio in Italia. Signora, i mondiali di calcio in Italia sono stati nel 1990, sono passati 32 anni. E ne sei nuova. Pensa bambini che a volte insieme a quella televisione abbiamo comprato anche il frigorifero di Liverpool. E la lavastoviglie del Barcellona. Ma per capirci, signora, la sua è una televisione a schermo piatto? No, sicura di qui col tubo catodico. E non si vede niente? Ma niente, ma poco che non capisco. Se che in condominio da mi vede tutti, sa ancora che mi. Guardi signora, ma lei ha collegato correttamente il decoder? No, perché non so buona. Hai sicura dentro di a scatto, no? E allora per forza signora non si vede niente, no? E non sei che io che dico, Camisa, è colpa del coder, allora, no? Guardi, le spiego perché è facile. È facile, Dunque, facile. Allora, come mai che aveva bottega piena di gente che non capisce niente, visto che sei tanto facile? Allora, signora, mi ascolti un attimo. Sì. Lei tiri fuori il decoder dalla scatola. Sì. Colleghi la presa alla corrente. Stacchi il cavo dell'antenna dalla TV e la applichi al decoder. Colleghi la presa a scarta al decoder alla TV. E cava il numero che ti pensa quanto resta. Dai. E come mai mia cognata che basta tirare fuori la televisione e era attaccata e che ha visto subito? Perché evidentemente sua cognata avrà una TV di ultima generazione. Hai a l'extraterrestre integrale. Già. E ti? Telefono casa. No, non serve che ti vengi in casa, che ti metti telefoni, non ti potresti venirti direttamente. No, signora, io non posso venire, le posso mandare però un tecnico domani. Peccato, perché ti saresti un super bonus, santa Grazie, Dio. signora, grazie. Va bene, ascoltami, senza televisione, stasera come faccio? Vabbè, stasera, signora, per una sera si legga un libro. Anche l'altra volta ti mi ha detto, le mandiamo qualcuno, intanto si legga un libro. Ho fatto tempo a finire Guerra e Pace. E allora per una sera parli un po' con suo marito. Mio marito! Ora che parlo tutti i venerdì che vado a trovarlo in cimitero. Va bene, dai, ascolta, ma oggi alle 13:50 siete aperti? No, signora, siamo in pausa pranzo, riapriamo alle 15. Peccato, se no venivo qua a vedermi Beautiful. Senti, mi ha chiamato la Unzica. Cosa hai detto? È successo un casino qua. Perché hai capito che era qui? Sì, è successo un casino. Adesso voglio registrare. Sì. Ti voglio fare. Niente, per cui adesso facciamo l'avvocato. E hai detto che ti va dentro ti basta. Comincia a dire se ti va dentro ti. La verità, mi non vedo niente comunque con il digitale terrestre. Perché sei partito ti ho detto siamo la tua TV. Siamo.